sole, fermo il tempo, respiro l'incanto, universo immobile, felicità. Ben ritrovati cari amici telespettatori, siete sintonizzati su Teleregione 37 gradi e mezzo, di nuovo in compagnia con il sindaco di Villa Urbana Luca Casula, con il quale continueremo la chiacchierata interrotta nella scorsa puntata. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori che si sta svolgendo una manifestazione di grandissima importanza che si chiama San Mezzo sul Zente, che ha portato qui a Villa Urbana numerosissimi artisti del panorama delle tradizioni popolari isolane, sicuramente quelli più conosciuti e senza dubbio tra i migliori. Sentiamo ancora il sindaco Luca Casula. Villa Urbana ospita questa manifestazione alla quale hanno risposto tantissimi artisti del panorama delle tradizioni popolari della Sardegna, volti conosciuti, volti notissimi, persone artisti appunto che hanno dato grande lustro e che sono stati importantissimi per rivitalizzare un settore che fino a qualche anno fa, appunto quello delle tradizioni popolari, che come dicevo prima fino a qualche anno fa stava un po' languendo. Ecco, Villa Urbana, come dicevo prima, ha anche il suo gruppo che porta avanti le tradizioni popolari del paese. Ne vogliamo parlare un attimino, Sindaco? Anzi, devo dire che di gruppi da qualche giorno ne abbiamo due. Benissimo. Nel senso che insomma, la tradizione del folklore è sempre stata una tradizione molto sentita. Diciamo che appunto proprio il numero alto degli appassionati di ballo sardo ha fatto sì che sia nato recentemente un altro gruppo che non è altro che la ricostituzione di un gruppo che già esisteva e che per qualche anno avevano, diciamo così, si erano presi una pausa di riflessione, ecco, diciamo che capita in politica, capita anche nelle tradizioni popolari. Ci mancherebbe pure. E quindi da questo momento in poi, da questi giorni, esistono due gruppi folk che certamente consentono al paese di mantenere viva quella che è la tradizione culturale più autentica. Ci fa molto piacere perché sia il gruppo esistente, il gruppo folk Bidobran, che il gruppo recentemente sorto, sono composti per la maggior parte di giovani. E questo è sicuramente un motivo di soddisfazione e di orgoglio, perché nel momento in cui i giovani decidono di lavorare per il paese e di impegnarsi nel settore sociale e addirittura vanno alla riscoperta e al mantenimento di un settore culturale rilevante come può essere quello delle tradizioni popolari, certamente questo è motivo di orgoglio, ci fa dire che i giovani sono legati al comune, i giovani sono legati al paese e hanno anche piacere di andare a frequentare le piazze di tutta la Sardegna portando il nostro nome, che è certamente un motivo di soddisfazione. Ecco, il sindaco ha detto una cosa molto importante: i giovani che ritornano a scoprire l'essenza delle nostre tradizioni, questo tramandarsi di un aspetto della nostra vita, del nostro passato proiettato nel futuro, che è veramente di grandissima importanza. Ecco, ma l'amministrazione comunale, un po' come tutte le amministrazioni, sia come tutte le istituzioni, sia a livello regionale, a livello provinciale, soprattutto in questo caso adesso a livello comunale, che cosa fa in concreto per aiutare questi giovani a riscoprire, ad amare e a continuare a proseguire nel cammino di queste nostre tradizioni, Sindaco? Diciamo che noi da qualche anno abbiamo avviato un buon rapporto con le associazioni giovanili operanti a livello comunale. Abbiamo costituito per esempio il forum delle associazioni e delle organizzazioni giovanili, che è un'aggregazione di tutte le associazioni, quindi che vanno dall'Amproloco al gruppo folcloristico, alla squadra di calcio, alla squadra di pallavolo, all'associazione ippica, all'autogestita dei cacciatori, ai gruppi che operano all'interno della parrocchia. Cioè abbiamo voluto insomma dare grande rilevanza a questo momento comunitario, quindi come un momento organizzativo. Dall'altra parte contribuiamo sia materialmente, chiaramente con
trasferendo risorse che riteniamo importanti, e contemporaneamente abbiamo anche cercato di sistemare tutte le associazioni che operano nel nostro comune all'interno di locali di proprietà comunale, e quindi il comune si fa anche carico in qualche modo di venire incontro a quelle che sono le esigenze pratiche ed organizzative quotidiane, in particolar modo quindi anche fornendo quel supporto logistico che risulta fondamentale poi per mantenere l'associazione viva, costituire momenti di aggregazione di svago e anche favorire la socializzazione. Fino a quando i nostri giovani, ma la comunità è impegnata, fino a quando esistono momenti di socializzazione, nei nostri paesi si vive bene, si vive tranquilli e riusciamo anche ad avere quel valore aggiunto che fa sì appunto che le persone decidano di stare nei nostri paesi piuttosto che magari trasferirsi ad Oristano, dove già magari svolgono l'attività lavorativa, però ecco, se il comune riesce a mantenere una comunità viva e vitale, certamente le famiglie ma i giovani hanno un motivo in più per rimanere in paese, e questo chiaramente è motivo di impegno quotidiano, ma comunque diciamo che su questo punto stiamo andando bene, ecco. Queste ultime parole che ha detto il sindaco sono, ripeto, di grandissima importanza, perché tocca un problema che bisognerebbe sicuramente fare delle altre puntate di 37 gradi e mezzo, e non è detto che non si faranno, per parlare del problema enorme che è determinato dallo spopolamento dei nostri piccoli centri. Tanti giovani con grandissime idee, con grande preparazione, bagaglio culturale, universitario, molti con master, vanno fuori per studiare e purtroppo non rientrano nei loro luoghi di origine, perché bisogna avere il coraggio di dirlo: la nostra terra, fino a questo momento almeno, la politica, quella importante, non dà risposte occupazionali a questi giovani. Io su questa considerazione concludo la puntata di 37 gradi e mezzo qui da Villa Ormana. Ringrazio il sindaco Luca Casula per la sua disponibilità, e soprattutto a voi, cari amici telespettatori, dico: aspettatevi una puntata, uno speciale su questa manifestazione che si chiama San Mezzo su Zente, che Teleregione riprenderà per voi e irradierà nelle vostre case, dai vostri teleschermi, nel giro di pochissimi giorni. Sarà veramente un appuntamento importante per stare insieme ancora una volta con i nostri artisti e con le nostre tradizioni. Alla prossima puntata. Arisa che viene lì e si presenta con queste canzoni contro il ragazzo di Arisa, è gelosissimo, signor, perché Arisa è una bella ragazza, o no? Bella ragazza, guarda, quando passa tutti si girano dall'altra parte, ma si girano, non è che non si girano. E lei dice sempre: può deluderti star con Marcello, frequentare di notte Antonello, ma bobore no. Se un ragazzo mi fa l'occhiolino, lui lo prende e gli spezza il bacino, si bobore può. Ma quella che mi ha stupito di più è la canzone di Emanuele Filiberto. Sì, stasera sono qui per dirvi, oh mio Dio, l'avete visto il trio? Io non mi stancherò di dire a muso duro, Filiberto va... non me la ricordavo più.